Giovanna Iorio è la seconda o terza volta, adesso non ricordo, che ho la possibilità di far da mediatore tra la sua scrittura e il pubblico, dei lettori. È una poetessa per me particolarissima, non lo dico qui, infatti lo dico raramente, perché innanzitutto perché è molto prolifica. In secondo luogo perché coltiva diversi tipi di scritture, le più disparate, però in ciascuna di questi tipi di scritture mantiene una sua identità poetica riconoscibilissima. E lei, quello che mi piace di Giovanna Iorio è che lei qualsiasi scrittura coltivi porta il suo abito. Un jeans. A volte le sue pantofole addirittura, la sua vestaglia, i suoi bambini, le sue ciabattole, le sue stoviglie. Ed è bellissimo questo perché si sente proprio la sua verità. Cioè lei vuole portare la sua verità in ogni ambito della sua scrittura. Questa verità a volte assume un tono apparentemente basso, in realtà basso non è, altre volte svetta di più. Aveva tenuto un tono apparentemente ingannevolmente basso nel suo primo libro raccolta di haiku, Al cappero piace soffrire. In questo Lucile Pertaltene invece alza il tiro e diciamo il suo haiku, pur portandosi lei sempre dietro tutta la sua poetica, il suo mondo, il suo vissuto, i suoi affetti, le sue emozioni, punta più in alto e diventa spesso, più spesso che nell'altro libro, metafisico, introspettivo, simbolico. Addirittura ci sono un paio di haiku che ho trovato vicine alla poetica surrealista, molto vicino alla poetica surrealista, che non è molto frequente negli haiku, no? Ecco, non si dovrebbe mai esplicitare il significato attraverso il significante, nel senso, per esempio, ci sono delle parole che non si possono nominare, la parola tristezza per esempio, la parola solitudine, cioè, perché l'haiku ti deve comunicare la tristezza attraverso altri elementi. Quindi diciamo, quello che io trovo sbagliato in alcuni bisogna nominare i sentimenti, cioè. Ecco, chiaramente il sentimento, l'emozione non può mai essere esplicitata perché chiaramente questo la impoverisce, cioè è molto più, arriva molto di più un sentimento comunicato attraverso un'immagine folgorante, uno sfavillio del logos, come diceva Zanzotto, piuttosto che attraverso una comunicazione diretta, per quanto incisiva possa essere. Quello che volevo dire sugli haiku di Giovanna è che adoperano un lessico molto semplice, anche voglio dire, tra virgolette, nel senso, nell'accezione positiva del termine, addirittura povero, nel senso che sono poche le parole che lei usa e spesse volte addirittura si ripetono. E addirittura ci sono delle parole del cosiddetto poetichese, no? Che lei però adopera in un modo assolutamente inconsueto. Un vecchio cieco seduto al sole, solo, senza bastone. Al sole solo, l'ho trovato coraggioso ed efficace. E poi va bene, alcuni elementi molto incisivi dal punto di vista visivo, fine serata, 2 bicchieri ed un cielo sporchi di rosso. Una falena s'avvicina al mio cuore, ali bruciate, filo di paglia, nel cielo una rondine cuce uno strappo.